Ora in onda Filo Diretto. Va ora in onda Lega Liguria con Fabrizio Graffione. Buongiorno a tutti da Genova e dalla Liguria. Oggi qui stamattina è piovuto, tempo nuvoloso adesso, ma domani e sabato dovrebbe tornare a spuntare un bellissimo sole sulla nostra meravigliosa regione. Ma passiamo subito al nostro primo ospite della mattinata, che è l'avvocato del Foro di Genova, Maurizio Baravino. Ciao Maurizio, ci sei? Sì, buongiorno a tutti, ci sono. Buongiorno, dove ti trovi in questo momento, Maurizio? In questo momento sono nel mio studio, molto più, non sono ancora, sono già stato in tribunale, sono nel mio studio, sì. Allora, tu sei Sono stato a Genova, comunque, e sei ancora molto impegnato sul territorio non soltanto genovese ma ligure per spiegare ai nostri elettori, alla cittadinanza, perché votare sì al referendum sulla giustizia, un impegno che ti porta, diciamo, dalla Spezia a Ventimiglia e non soltanto nel capoluogo ligure. Innanzitutto spieghiamo per quali motivi bisogna andare a votare e scegliere il sì al referendum sulla giustizia, che ricordo le votazioni si terranno il 22 e il 23 marzo. Sì, diciamo, vorrei per prima cosa sottolineare che non è poi così scontato, che è un referendum di tipo confermativo, per cui non ha necessità di quorum, perché ultimamente molti amici mi dicono ma non vado a votare perché tanto col quorum poi non si raggiunge. Non è così, è un referendum confermativo, quindi indipendentemente dal quorum chi prende più voti vince e quindi si conferma o non si conferma la riforma costituzionale. Io spero e così gran parte, se non la stragrande maggioranza degli avvocati penalisti, che tutti vadano a votare e votino per il sì. Perché questo? Perché questa riforma, che trae le sue origini dal nuovo codice di procedura penale del 1988, quando io ho iniziato la mia attività professionale, ha la sua giusta conclusione, la sua giusta corollario con la separazione delle carriere. Cosa significa? Che nell'88 si è passato da un tipo di codice che era il codice Rocco, un codice fascista fatto nel trentennio, a un codice di tipo accusatorio. Cosa significa questo? Che mentre nel codice inquisitorio spettava all'imputato dimostrare la propria innocenza, nel codice accusatorio è il pubblico ministero che deve dimostrare la colpa e quindi la responsabilità dell'imputato. Ma direi di più, nel codice inquisitorio la prova regina era la confessione, e la confessione veniva in tempi storici antichi estorta o comunque sollecitata da tutta da un sistema estremamente sofisticato di torture, di carcerazione. Diciamo che dall'epoca, dagli anni 30, la parte più importante era la parte delle misure cautelari, per cui uno rimaneva in carcere sostanzialmente finché non confessava, questo chiaramente nei reati più gravi. Il codice accusatorio invece non prevede, non dovrebbe prevedere tutto questo, ma basarsi esclusivamente su un discorso di tipo probatorio. Perché è importante avere le carriere separate? Perché, come è intuitivo per ognuno di noi, noi qua liguri amiamo molto per esempio la pallanuoto, entrerebbe in vasca a giocare a pallanuoto se sapesse che l'arbitro appartiene al club dell'avversario.
In questo caso il pubblico ministero e chi appartiene alla carriera giudicante fanno parte dello stesso identico organo, per cui una separazione netta tra i due soggetti dà il massimo della garanzia per l'imputato. La riforma prevede poi come corollario a questa separazione delle carriere la creazione di 2 consigli superiori della magistratura con concorsi separati, tutta una carriera separata tra pubblici ministeri e magistratura giudicante, proprio per non creare nessun dubbio nella mente di chi deve essere giudicato. In più vi è, a maggiore garanzia degli stessi giudici, tribunale, l'alta corte per il discorso dei provvedimenti disciplinari, che è una garanzia in più sia per il cittadino ma sia per gli stessi magistrati di ulteriore indipendenza nel momento in cui devono subire un procedimento disciplinare. Questo in brevissimo la riforma, che mi auguro sia sentita, capita dagli italiani e porti a una modifica in senso civile e in senso per ampliare quelli che sono i diritti dei cittadini, così come nel resto d'Europa e in gran parte dei paesi, diciamo così, democratici del mondo. Allora, se da una parte con questa riforma ci saranno meno casi di mala giustizia, li abbiamo visti qua a Genova a partire dal caso di Enzo Tortora in avanti, veramente di cotte e di crude ne abbiamo viste più di quelle che ha visto Carlo in Francia, che ha fatto Carlo in Francia. Dall'altro lato le critiche, specialmente dalle sinistre, una delle critiche maggiori è che sostanzialmente l'accusa, ossia il pubblico ministero, potrà andare, ci sarà questo rischio in soggezione o sarà soggettato, diciamo così, al potere esecutivo. Una cosa che tra l'altro in Francia accade già oggi normalmente. Ecco, tu cosa rispondi a questa obiezione? Io rispondo a questo che la Costituzione amplia, diciamo così, quelle che sono le garanzie di indipendenza e di sovranità del pubblico ministero, che non erano prima specificate in Costituzione, mentre vengono appositamente specificate nell'attuale riforma, per cui nel modo più assoluto non vi è nessuna norma, anzi il contrario, che possa portare a una minore indipendenza sia da parte del pubblico ministero sia a maggior ragione da parte della magistratura giudicante. Per cui queste sono delle fake news, perché assolutamente il testo letterale della riforma non prevede nulla di tutto ciò e anzi, secondo me, aumenta la garanzia per i pubblici ministeri. Ma la stessa creazione dell'alta corte disciplinare è un ulteriore, diciamo così, tassello proprio per garantire una maggiore indipendenza e trasparenza in un momento così delicato come il procedimento disciplinare. Vorrei sottolineare che il nuovo codice di procedura penale e quindi tutto questo disegno, che passa poi anche attraverso le modifiche del 111 della Costituzione, col giusto processo, col fatto che il processo deve essere svolto in modo giusto con un giudice terzo, fanno parte di una cultura che è voluta da Vassalli, e Vassalli è stato medaglia d'oro alla Resistenza, per cui voglio dire è tutt'altro che una riforma conservatrice, è una riforma che aumenta i diritti dei cittadini e secondo me le garanzie della magistratura.
Ecco, senti, un minuto soltanto per ricordare i prossimi appuntamenti che hai sul territorio. Allora, l'appuntamento più importante sarà, che mi è stato comunicato qualche minuto fa, sarà il 19 a Bristol, dove ci sarà la chiusura della campagna elettorale da parte della Lega, con la presenza del viceministro Rixi e di tutti quelli che nell'ambito della Lega si sono occupati del Bristol di Genova e si sono occupati della campagna referendaria. Ci sarà anche la presidente della Camera Penale ligure, quindi al massimo livello, in cui verrà ribadita la centralità della Lega in questa riforma democratica. Allora, appuntamento all'Hotel Bristol il via 20 settembre e il 19 marzo. Alle 18:30. A che ora, scusa? 18 e 18:30. 18 o 18:30 il 19 18, di marzo all'Hotel Bristol, via 20 settembre a Genova. Con questo con te abbiamo concluso, perché abbiamo già il secondo ospite in linea. Ti ringraziamo, ti auguriamo una buona giornata e buon lavoro. Ciao Maurizio. Grazie, arrivederci. Grazie ancora all'avvocato del Foro di Genova, Maurizio Barabino, e passiamo al nostro secondo ospite della mattinata, che è il consigliere regionale e presidente della terza commissione attività produttive, Armando Biasi. Ciao Armando, ci sei? Ciao Fabrizio e ai vostri radioascoltatori. Buongiorno, allora ti ringraziamo perché sappiamo che in questo momento sei in regione Liguria super occupato come sempre, e vediamo subito la notizia. Martedì scorso, cioè un paio di giorni fa, l'Assemblea legislativa della Liguria ha approvato l'ordine del giorno della Lega, con te primo firmatario, che impegna la Giunta Bucci a promuovere lo sviluppo e a elaborare forme di sostegno del co-housing al fine di favorirne la diffusione quale strumento di sostegno alla terza età, agevolando l'offerta di spazi e servizi sul nostro territorio. Allora, intanto spieghiamo cos'è il co-housing, Armando. Allora, diciamo che il co-housing ha un'eccezione molto più ampia rispetto a quello che si è usato fino ad oggi, cioè vuol dire la coabitazione all'interno di alloggi, mobili, strutture. Tutto parte da quando si è pensato che la terza età, gli anziani, dovessero vivere solo in case di riposo, ma poi ci si è resi conto che la non autosufficienza è un tema. Quando una persona che oggi ha 75 anni soffre di solitudine, ma è tendenzialmente indipendente, ha solo bisogno di avere una persona che possa vivere con lei in casa, che possa essere un universitario, che possa essere una persona che per motivi di lavoro ha bisogno di una stanza, è il concetto di creare un coordinamento che possa legare insieme diverse esigenze, diverse fasce di età, nonché lavorative o pensionati, per condividere un alloggio. Questo sicuramente creerebbe una forma moderna di caregiver e consentirebbe a questo punto anche una riduzione della spesa per ciò che riguarda l'assistenza, perché vorrebbe dire creare un presupposto di condivisione e convivenza all'interno di quello che sono un patto sociale. Questo è il tema che ho posto martedì in sede di Consiglio regionale. Sto lavorando in accordo con l'assessore Micolò a una proposta di legge che regolamenti questa dinamica. Potrebbe essere tra le prime in Italia, perché in realtà se noi siamo bravi a coordinare le politiche sociali, le politiche economiche, ma soprattutto combattere anche i bisogni sempre maggiori di trasporto, di coordinamento della fascia della terza età, o gli universitari che nelle città hanno difficoltà a prezzi calmierati a trovare studentati, credo che possiamo fare un grande lavoro di interesse pubblico per il bene comune. Ecco, senti, c'è un altro argomento che diciamo così, sul quale tu stai lavorando, ma è un po' un cavallo di battaglia, no? Sulla semplificazione della burocrazia, eccetera. Tu sei stato anche sindaco di Valle Crosia, quindi per tanti anni hai vissuto sulla tua pelle
insomma tutte le magagne che ci sono burocratiche, ecco, in tal senso proprio sull'amministrazione anche locale, e stai lavorando a una proposta di legge in particolare sull'urbanistica. Ecco, ce ne vuoi parlare un attimo per capire di che cosa si tratta? Sì, diciamo che da un anno che sono stato eletto mi sto occupando di un tema caro a me, ma soprattutto al Presidente Bucci, della semplificazione amministrativa, perché dopo 3 mandati di sindaco e uno di vicepresidente della provincia, e essendo anche un libero professionista, ho colto l'importanza di semplificare a favore dei cittadini, delle imprese, dei professionisti, ma anche degli uffici comunali, quello che è il tema dell'urbanistica. In accordo con l'assessore Scagnolo ho presentato 10 giorni fa la proposta di legge di aggiornamento della legge regionale 16, che possa prendere in considerazione gli aggiornamenti e le proposte ministeriali del salva casa, del piano casa, per far sì di togliere tutte quelle fasi interpretative che spesso rallentano gli iter edilizi, gli iter amministrativi, che poi dietro ogni iter c'è PIL, c'è economia, c'è posti di lavoro. Quindi noi dobbiamo sempre di più pensare che il mondo, diciamo, della semplificazione, in questo caso l'edilizia e l'urbanistica, dietro di esso hanno sempre un tema economico, posti di lavoro e semplificazione anche delle nostre quotidianità. Quindi adesso il 20 di questo mese l'andrò a presentare in ANCI, all'Associazione Nazionale dei Comuni, per cui sono contento che questo lavoro di 6 mesi possa portare un altro piccolo mattoncino di quello che è il mio concetto di esercitare col lavoro, con lo studio, l'attività di consigliere regionale e presidente di commissione. Ecco, senti, concludiamo, ti volevo fare una domanda. Stamattina ha piovuto qua a Genova, è Imperia invece, che è la terza città dell'Imperiese, insomma, comunque lì nella riviera, nella vostra bellissima riviera, secondo una recente indagine dove si vive meglio, dove c'è il clima migliore. Stamattina com'era? Pioveva o c'era il sole? Diciamo, visto che hai declinato e decantato questa situazione, fortunatamente noi questa mattina non pioveva e si vedeva anche un raggio di sole. Sempre sole nell'Imperiese, beati voi. Allora, ti ringraziamo, grazie. Ti auguriamo una buona giornata e un buon lavoro. Ciao Armando. Buon lavoro. Grazie ancora al nostro consigliere regionale e presidente della terza commissione attività produttive Armando Biasi, e per il momento da Genova e dalla Liguria è tutto. Linea a Milano da Fabrizio Graffione. Avete ascoltato